Il pubblico ministero della Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati 12 sanitari in servizio all'ospedale di Dolo per la morte di Ivan Busso, il falconiere scomparso a 42 anni il 1° gennaio 2021. Il fascicolo è stato aperto dopo l'esposto presentato il 4 gennaio dalla vedova Elisa Borella, assistita dall'avvocato Marco Frigo dello Studio 3A. Il decesso, sostengono, potrebbe non essere stato provocato dal Covid, ma da una polmonite batterica. Io non ho niente contro i medici che l'hanno curato, anzi li ringrazio assolutamente per quello che hanno fatto perché so che hanno provato in tutti i modi a salvarlo. Voglio solo capire appunto se non ci fosse stato questo problema dell'infezione batterica contratta in terapia intensiva, se mio marito sarebbe sopravvissuto. Il 18 giugno il medico di Padova, incaricato dalla procura, ha trasmesso le prime conclusioni dell'autopsia comunicando che sul corpo di Ivan Busso era stata accertata la presenza di una polmonite batterica instauratasi in un quadro di polmonite interstiziale da infezione SARS-CoV-2, segnalando la necessità di approfondire e valutare la condotta dei sanitari intervenuti durante la degenza di Busso a Dolo. Il sostituto procuratore ha concesso una proroga di 60 giorni per il termine della perizia per l'integrazione del contraddittorio con le persone sottoposte ad indagine. Quando era stato estubato ci avevano detto che stava migliorando, aveva questa infezione batterica in circolo che ancora faceva avere febbre e un po' mi preoccupava per quanto riguardava i polmoni, però la stavano curando. E poi tutto ad un tratto la situazione è peggiorata e ci hanno comunque continuato a dire che questa infezione batterica stava aggravando la situazione. E quindi appunto vogliamo appunto capire qual è stata la causa della morte. La morte di Ivan Busso aveva colpito profondamente non solo la comunità di Malcontenta, ma l'intero Veneto. In poche settimane il virus aveva provocato, oltre al suo decesso, anche quello dei suoi genitori.